Allora, buonasera a tutti, benvenuti nella sala consigliare del Comune di Campo San Martino. Questa sera abbiamo il ritorno per la seconda volta del dottor Giovanni Angilè, parlerà di alimentazione e di problemi correlati. Io auguro a tutti una buona serata e buona serata. Allora, questa sera di turno è il dottor Giovanni Angilè, come avete già sentito, letto nelle locandine, lui ci parlerà di intolleranze alimentari, come superarle, come evitarle, avere questo tipo di conoscenza per stare meglio poi a livello fisico. Credo che possa fare anche all'interno della serata un paio di esperimenti, non so, solo a livello fisico, mi pare, non con la macchina, vero Giovanni? Sì, no, la kinesiologia, sì. Sì, prove kinesiologiche. Prove kinesiologiche, insomma, ecco, dopo chi vuole magari andare più a fondo, Giovanni è sempre disposto ovviamente di andare nel suo studio, nel suo ambulatorio, vi dà 2 pacchi in testa e siete a posto, sto scherzando ovviamente. Adesso passo la parola ovviamente a dottor Giovanni Angilè, medico chirurgo, esperto in alimentazione, ci parlerà appunto di intolleranze alimentari. Buon ascolto, alla fine della sua relazione, chi vuole fargli delle domande lui è ben disposto. Buon ascolto a tutti e grazie di avermi ascoltato. A te Giovanni. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, ringrazio il Comune di Campo San Martino e Giorgio che hanno organizzato questa serata. Allora, questa sera parlerò di intolleranze alimentari, ma non solo, anche di tutto quello che è correlato a livello, diciamo così, digestivo a queste intolleranze. Allora, Ippocrate già diceva: lascia i farmaci nel vaso del farmacista se puoi curare il paziente con il cibo. E mi sento già di dire una cosa, che se uno ha una macchina a benzina non gli mette il gasolio, giusto? O viceversa, no? Se ha il gasolio non mette la benzina. Ecco, invece nel nostro organismo facciamo esattamente questo, cioè mettiamo quello che non ci fa bene subito e continuiamo nel tempo a farlo senza saperlo. Anche perché 1/3 del cibo che mangiamo serve per nutrirci, il resto serve ai medici. Io infatti ogni tanto, specialmente quando gli parlo di intolleranze, ma io non posso non mangiare questo, non mangiare quello, io dico continui a mangiare così dopo deve venire da me. Quindi allora, questo è un articolo che trovate nel mio sito, gli schemi mentali sull'alimentazione e le nostre certezze. Allora, il latte fa bene, produce calcio per le ossa, è un alimento completo. Allora, tutto quello che è scritto qua è tutto sbagliato, perlomeno da verificare. Poi, pane, pasta, pizza sono cibi sani e nutrienti, dieta mediterranea. Le uova fanno alzare il colesterolo, la carne ha aminoacidi che non si trovano nelle proteine vegetali. Pensate che per esempio la soia ha il 40% di proteine rispetto alla carne che è nel 20%, tanto per dire una leggera differenza. Poi frutta e verdura hanno vitamine, minerali e oligoelementi, se sono frutta e verdura biologiche però. Mattino dobbiamo fare un'abbondante colazione, anche qui c'è chi... Allora, ci sono 2 ordini di pensiero, chi dice di fare una colazione abbondante perché la mattina inizio della giornata, c'è chi invece dice che dato che la mattina noi abbiamo lo smaltimento del giorno prima, cioè vai di corpo, devi urinare, insomma, e sarebbe quasi bene non mangiare, anche perché c'è il discorso del digiuno a intermittenza, quello che ti fa saltare 16 ore, mangi alla sera e dopo rimangi a mezzogiorno del giorno dopo, o viceversa.
mangi a mezzogiorno, non mangi la sera e rimangi alla mattina, e ti dà in modo che il nostro organismo sia più, diciamo, rilassato nella digestione, perché se noi pensiamo che la digestione è l'apparato che funziona di più del nostro organismo, perché la respirazione ogni tanto, volendo, uno non respira, trattiene il fiato, no? Il cuore ha i battiti, cioè anche quello in qualche modo si rilassa. E invece purtroppo la digestione, vedrete più avanti, non si rilassa mai. Andiamo avanti ancora, il digiuno intermittente l'ho detto, caffè stimola il sistema nervoso centrale, lo zucchero è utile, metà mattina è giusto fare lo spuntino, la frutta va mangiata dopo il pasto, mangiando in bianco migliorano i problemi digestivi. Allora, quando vai dal medico dici: dottore, ho mal di stomaco, ho gastrite, sai cosa ti dice? Mangia in bianco. Allora uno mangia in bianco, cosa mangia? La pasta col burro o con l'olio, e dopo mangia la pizza bianca. Insomma, alla fine di tutto leva solo il pomodoro, continua a mangiare quello che fa male, va dopo 15 giorni dal medico e dice: dottore, io mangio in bianco da 15 giorni, ma sto male lo stesso, perché ha eliminato un solo alimento, in questo caso il pomodoro, dando per dire. E poi andiamo a mangiare via. La carne di maiale è la più buona, sicuramente è quella più buona, diciamo, del maiale si dice non si butta via niente. Il maiale però ha uno svantaggio, che avendo gli enzimi simili ai nostri, le proteine simili ai nostri, ci crea degli anticorpi contro noi stessi ogni volta che le mangiamo. Allora, se uno mangia una volta ogni tanto la fettina di salame, di prosciutto, va bene, ma se uno la mangia spesso è pericolosa, proprio perché può far venire le cosiddette malattie da autoanticorpi. Il vino aiuta a digerire, vabbè, l'amaro dopo il pasto. Tutto questo elenco è tutto, a parte il digiuno intermittente, è tutto da vedere. Allora, quali sono le cause di intolleranza? Sicuramente l'inquinamento dell'ambiente, diciamo, l'eccesso alimentare, i farmaci, i pesticidi, i diserbanti, la qualità delle coltivazioni e delle confezioni, la soppressione del biologico, la soppressione dell'integrale, i coloranti, i conservanti e i campi di disturbo. L'eccesso alimentare si ha verso gli anni 50, diciamo, dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando c'è stato il boom economico. Di conseguenza le persone che prima mangiavano poco, c'era la carestia, erano poveri, c'era la guerra, hanno cominciato a dire: no, ma adesso possiamo mangiare più carne, possiamo mangiare più questo, possiamo mangiare più quello. Hanno iniziato anche a esserci le ditte di tipo la Barilla, tanto per non fare nomi, che hanno cominciato a fare i cereali raffinati. Prima venivano mangiati i cereali integrali, perché allora non c'erano queste multinazionali che facevano queste cose, e quindi una volta mangiavano bene, mangiavano poco, però quel poco che mangiavano nutriva. Adesso invece noi mangiamo quello che non ci nutre praticamente. E poi un'altra cosa che si dice sempre: la vita è aumentata, no? L'età della vita è aumentata. Questa è una delle tante bufale che dicono, perché non è aumentata l'età della vita, sono quelli che adesso hanno dai 90 ai 100 anni, diciamo. Chi sono? I nostri genitori o i nostri nonni, che quando erano nei primi del Novecento, tra le guerre, le malattie, questo e quello, praticamente mangiavano poco, mangiavano sano e hanno creato una matrice forte. Questa matrice gli ha permesso di andare avanti nel tempo, e adesso sono quelli che hanno 90-100 anni. Ma chi è che muore di più? Quelli che hanno 50 anni, i vari tumori, diabete, eccetera. Cioè, se noi ci pensiamo, anche amici, conoscenti, parenti, insomma, purtroppo è così. Allora, differenza tra allergia e intolleranza. L'allergia mediata dall'immunoglobuline è veloce e positiva ai test allergici.
Uno mangia un alimento, deve correre in ospedale perché si soffoca. Allora dice, ok, io non mangio più quell'alimento. L'intolleranza invece è mediata dall'immunoglobuline G lente e sono negative ai test allergici. E qua ripete un po' quello che ho detto, è una reazione lenta, i sintomi si manifestano dopo almeno 12 ore, ma più anche dopo 3-4 giorni dal consumo degli alimenti. Quindi, allora, il problema è questo, stavo dicendolo forse a delle persone qui, che digeriamo un alimento in modo completo dopo 5 giorni. E questo è quello che ci frega tutta la nostra vita. Perché? Perché mangiando sempre lo stesso cibo più volte al giorno, pasta, pane, latte, formaggi, cracker, brioche, tanto per non fare nomi, non riusciamo mai ad eliminarlo. Io dico sempre che noi mangiamo come il ministro Scajola, che lui aveva la casa a sua insaputa, non so se vi ricordate, no? Ecco, noi mangiamo a nostra insaputa e quindi non riusciamo mai ad eliminare questi alimenti e ne diventiamo intolleranti. Questi alimenti diventano dei veleni per il corpo. Questi veleni però cosa fanno paradossalmente? Stimolano l'adrenalina, che è un ormone antiveleno, e quindi ti spingono a mangiare l'alimento sempre di più, pensando che ti faccia bene. Delle volte quando dico guarda che tu non devi mangiare la pasta, che ti fa male, la risposta, impossibile dottore, e mangio tutti i giorni, è proprio per quello che ti fa male, cioè, capito? Però non lo capiamo, viene stimolata l'adrenalina, l'ho detto, e quindi ci obbliga a ingerire l'abbondanza. E quindi a lungo andare, diciamo, vengono dei sintomi considerati accessori. Perché accessori? Intanto perché non li colleghiamo agli alimenti, e anche perché, come dicevo prima, possono venire anche dopo 2 o 3 giorni che tu hai mangiato l'alimento. Di conseguenza non pensi, dai sempre la colpa all'ultima cosa che hai mangiato. Per esempio quel giorno hai mangiato le uova, guarda caso, siccome le uova sono sempre demonizzate, ecco sono state le uova. No, magari è stata la pasta che hai mangiato 2 giorni prima, eccetera, no? Questi sintomi sono, e qua vi sfido, tutti quanti siete qui, a non avere mai avuto nessuno di questi sintomi. Stanchezza, torpore mentale, cioè poca voglia di concentrarsi, di studiare, di lavorare, vertigini, palpitazioni, ipersudorazione, cioè uno suda senza muoversi, diciamo, bisogno di urinare spesso sia di giorno che di notte, edemi ricorrenti, cioè gonfiori mani, piedi, palpebre, afte orali, le vescichette in bocca dolorose, nausea, acidità gastrica, alternanza di peso, alitosi, cioè alito pesante, aerofagia, aria nello stomaco, meteorismo, aria nell'intestino. Noi abbiamo nella parte destra la fermentazione degli zuccheri e mettiamo aria inodore, parte sinistra putrefazione delle proteine e aria puzzolente, dipende se abbiamo mangiato più carboidrati o più proteine. E prurito, che può essere un prurito senza causa, cioè uno si gratta, passa il prurito e non ci pensa più, oppure un prurito che dura, tipo un'allergia, chiamiamola, naso che cola, occhi che lacrimano, eccetera. Crampi agli arti inferiori, di notte uno si sveglia col crampo, alvo alternato, cioè a volte è normale, a volte stitichezza, a volte diarrea. Anche qua uno non si sa spiegare come mai oggi sono andato di corpo 2 o 3 volte, domani salto, dopodomani di nuovo. È il giro degli alimenti. Arsura, cioè bocca secca, desiderio di bere molta acqua. Qui faccio l'esempio della pizza. Quando uno va a mangiare la pizza ha sete e dice perché la pizza è salata. No, perché la pizza è l'insieme di tutti gli alimenti intolleranti che mangiamo. Frumento, lievito, mozzarella, pomodoro, il tipo di pizza, la birra. Poi c'è dolce, sorbetto, amaro, caffè. È un miracolo se uno esce via dalla pizzeria. Io dico a tutti, prima di andare, fate un testamento a nome mio e così non se ne parla più. Che almeno serve a qualcosa andare in pizzeria. Allora, le intolleranze, appunto, come dicevo, si possono verificare in tanti modi. Io le evidenzio con la kinesiologia applicata. È un modo veloce sui muscoli della persona. Praticamente si testa un muscolo forte oppure l'anello, così, no, si tiene. Si fa per allargare. Ottengo in contatto le fialette con i vari alimenti. Quando uno cede
praticamente è intollerante a quell'alimento e io dopo lascio una lista con gli alimenti da eliminare, almeno per un po' di tempo, perché il problema è sempre il fatto di mangiare tanto un alimento che ti fa male. I sintomi come cefalea emicrania, stanchezza, stitichezza, coliti, colon irritabile, candida, micosi, dismenorree, cioè dolori mestruali, palpitazioni, sonnolenza, insonnia, agitazione notturna, aumento di peso, cellulite, asma, allergie, eczemi, rinite possono essere sostenuti da un'intolleranza alimentare. Allora si assume una droga per sentirsi in forma e rilassati. Molti di noi dicono ho assolutamente bisogno di un bicchiere d'alcol o di vino, della tazza di caffè, oppure di un dolce, una pasta, un cioccolato, eccetera. Queste sono praticamente allergie mascherate alias intolleranze alimentari. Qua ripetiamo un po' quello che ho detto prima, quindi stanchezza, sovra o sottopeso, gonfiori, edemi del viso, caviglie, mani, eccetera, del ventre, tachicardia e sudorazione eccessiva. Anche gli occhi, uno non penserebbe mai, no? La lacrimazione, infiammazione delle mucose, bruciore agli occhi, sensazione di sabbia sotto le palpebre infiammate, sensibilità esagerata alla luce, occhiali scuri, sensazioni di scintille davanti agli occhi, incapacità di fissare un determinato punto, variazioni dell'acutezza visiva e variazioni della tensione intraoculare, il glaucoma. Della pelle, crosta lattea, forfora, eczema, pruriti, orticaria, neurodermite, dermatite atopica, acne, psoriasi, pelle untuosa, seborrea, cellulite, odore del corpo sgradevole. Che non è che uno non si lava, è proprio perché essendo intollerante a qualche alimento può avere questa sudorazione, quindi questo comodore sgradevole, diciamo. Ecco, e anche questo uno non pensa che mangiando male può avere dolori muscolari, reumatismi, dolori e tumefazioni, artrite reumatoide e artrosi. Anche l'apparato urinario, gli organi sessuali con cistiti, catarro vescicale, nuresi notturna, disturbi mestruali, impotenza, frigidità e iperfunzionamento di tiroide, pancreas e surrene. Quelli della digestione sono classici, non sarebbe neanche da nominarli: dolori addominali, sensazione di pienezza, flatulenza, congestione delle mucose, vescicole in bocca, la lingua, le labbra, emorroidi, prurito anale, stitichezza cronica e alternanza stitichezza-diarrea. Allora, quali sono gli alimenti cui siamo maggiormente intolleranti? Quelli abbiamo detto che assumiamo in maggiore quantità. Vedete, cefalea emicranie, la percentuale, il grano 90%, il latte 60%, il caffè il 40% e altri. Ansia, depressione, insonnia, iperattività nei bambini o anche sonnolenza, grano, latte, olio d'oliva. Vedete che il grano e il latte c'è in quasi tutti gli schemi che andiamo a vedere, proprio perché in proporzione sono quelli che mangiamo di più. Epilessia idem, dermatiti varie, quindi acne, foruncoli, eczema e psoriasi, granelato, latte e olio d'oliva, solanacee. Cosa sono le solanacee? Sono patate, peperoni, melanzane, pomodori, peperoncino e tabacco se uno fuma. Quindi uno fuma 20 sigarette al giorno, poi si mangia il pomodoro, sicuramente non serve neanche fare il test e questo è intollerante alle solanacee, proprio perché c'è una sommazione di alimenti simili, diciamo, anche se il fumo non è un alimento considerato. Patologie gastriche e intestinali, quindi gastrite, ulcere, coliti, stitichezza, diarrea, granulate, solanacee, Crohn, retocolite ulcerosa. Anche qui sono malattie molto gravi, però se tu chiedi al gastroenterologo dottore cosa non devo mangiare, ti risponde mangia quello che vuoi, perché c'è molta ignoranza dei medici. E devo dire, anch'io ero così prima di sapere certe cose, non è che me le sono sono nato così sapendole, le ho imparate anch'io.
e di conseguenza la gente continua a mangiare male e a star male. Poi col cronorettocolite ti danno il cortisone, ti levano pezzi di intestino e così via. Endocrini, quindi sterilità di coppie che non riescono ad avere figli, dolori mestruali, mancanza di mestruazioni, disturbi prostatici, grano, latte e uova. E pressione alta, e qui un altro campo dove io vedo un sacco di gente che prende la pastiglia per la pressione a vita e continua a mangiare la pasta, il pane, i cracker, il sidro, eccetera, e a bere 2-3 caffè al giorno. E a questo punto non serve a nulla la pastiglia per la pressione, o perlomeno serve per fare andare su e giù la pressione. Il latte cosa serve? No, perché allora, ai tempi quando ero piccolo io forse andava bene perché non c'erano gli allevamenti intensivi come adesso, le mucche non erano piene di ormoni, eccetera, eccetera. Ma il latte, cioè effettivamente, adesso vedrete una cosa particolare, nutre il vitello per 6 mesi e lo fa diventare adulto, poi il vitello si ciba di erba. Noi invece lo assumiamo tutta la vita, a volte senza nemmeno saperlo, cioè nel senso che c'è dappertutto, no? C'è nei biscotti, nella crema, nei dolci, cioè voglio dire, ma io non bevo latte, sì, ma mangi il dolce, mangi la crema. E senza avere gli enzimi per digerire la lattoalbumina, lattoglobulina e caseina, perché poi ti spacciano il latte e ti dicono ma c'è il latte senza lattosio. Il lattosio, a meno che uno non sia proprio intollerante, ma ce ne sarà uno su 1 milione intollerante al lattosio, il lattosio è lo zucchero del latte, è l'unica cosa che non ci farebbe male del latte. Ma quello che ci fa male sono queste proteine qua, perché non abbiamo più gli enzimi per digerirle. Poi c'è chi le digerisce un po' meglio, chi meno, un po' peggio, eccetera, però diciamo che la base è questa. Perché noi dopo l'allattamento, che dovrebbe essere intanto un allattamento materno, non dovremo più bere latte, invece lo beviamo sempre. Nel latte sono presenti sostanze utili, quali i fosfolipidi, ma c'è anche la lactenina e l'acido rumenico, entrambi nocivi per la flora batterica intestinale per la loro attività antibiotica. È come prendere antibiotici ogni giorno della nostra vita. Il calcio presente nel latte è legato all'albumina del siero e forma un complesso inscindibile per l'uomo ma non per il vitello. Quindi le persone che hanno osteoporosi, nonostante consumino latte, vanno sempre più in osteoporosi, specialmente le donne in menopausa. Dottore, adesso sono in menopausa, mi verrà l'osteoporosi, cosa devo fare? Bevi latte, mangia formaggi, Pax, cioè, e le abbiamo rovinate. Allora, questo è bello, una cosa che ho trovato, no? Allora, l'uso alimentare del latte, fino dai tempi antichi, no? Ai tempi di Galeno, eccetera, lo consigliavano solo per l'uso medicinale. Nel trattato Summa Lacticeorum, probabilmente del medico Pantaleone da Sconfienza, del secolo XV, sta scritto: il latte è consigliabile solo alle persone che godono di perfetta salute e con molte precauzioni. Dovrà essere di bestia sana, di buona qualità, appena munto. Lo si berrà in ogni caso a digiuno almeno 3 ore dai pasti, astenendosi poi dall'esercizio di attività fisiche impegnative. E questo era il latte del 1600, il XV secolo, e praticamente allora le mucche erano sane, voglio dire, no? Pascolavano, non è come adesso che ci sono gli allevamenti intensivi, però già certi medici di allora già lo sconsigliavano, insomma, come alimento. Poi altra fregatura che ci è arrivata dagli anni 50 in su sono i non integrali, cioè l'integrale aveva la crusca, aveva il chicco, va bene, e aveva il germe. I non integrali rimane solo la parte amidacea, cioè i carboidrati, che poi sono quelli, cioè i cereali raffinati, che ti fanno venire tutte le varie malattie, diabete, infarto, tumore, ipertensione e così via. Quindi perché abbiamo carenza di fibre, di vitamine, sali minerali e di oligoelementi. Allora, prima che qualcuno mi chieda dieta del gruppo sanguigno, eccetera, no?
Allora, il gruppo 0 o cacciatore può mangiare proteine animali ma non il latte, deve evitare cereali e legumi. Il gruppo A, agricoltore, può esibire vegetali e cereali e poca carne. Il gruppo B può consumare latticini ma evitare i cibi ricchi di conservanti e gli zuccheri semplici. Il gruppo AB mangia un po' tutto, limitando i latticini. Questo perché si basa sul fatto che in alcuni alimenti sono contenute le lectine, che sono proteine che agglutinerebbero i globuli rossi, a seconda del gruppo sanguigno. Ma dato che le lectine sono contenute nella maggior parte dei cibi, non sarebbero in grado di attaccare un solo gruppo sanguigno. Io preferisco invece di questa del gruppo sanguigno di fare appunto i test delle intolleranze alimentari, in cui vedi effettivamente se una persona può mangiare o non mangiare, perché chi dice che quello, per esempio, che può consumare latticini di gruppo B non stia male se ne mangia troppi, cioè adesso per dire, no? O chi mangia troppe proteine non stia male, quindi ecco qua vedete qua fa vedere proprio il discorso dei 5 giorni di digestione o 4 giorni. Bruciore di stomaco, indigestione entro mezz'ora, cefalea entro un'ora, rinite e asma entro un'ora, gonfiore di stomaco, intestino e diarrea 3-4 ore, orticaria e ponfi 6-12 ore, aumento visibile di peso per ritenzione di liquidi 12-15 ore, convulsione, confusione e altri disordini mentali 24 ore, ulcere alla bocca, articolazioni, muscoli o schiena doloranti 49-96 ore, che vuol dire 4 giorni. Qua va bene, alcune patologie in base agli errori alimentari: colesterolo 93%, malattie del cuore 88%, ipertensione 86%, diabete 65%, cancro all'intestino 60%, alla prostata 35% e al seno 30%. Ecco, i danni, oltre a quelli alle intolleranze alimentari, sono dovuti anche a acidosi metabolica, disbiosi intestinale e ipoglicemia. Allora, l'alimentazione moderna, cioè io adesso qua mi ripeterò un po' di volte perché le cose sono quelle, insomma, non è che si scappi. Ricca di carboidrati raffinati, pane, pasta dolce, proteine animali, carne, pesce, uova, latte, formaggi, porta ad acidosi metabolica. Un'altra cosa, l'acidosi non è solo dell'alimentazione, ma è anche dallo stress, che dopo vediamo, anche dall'inquinamento, anche dai farmaci che prendiamo, cioè tutto un insieme di cose che ci fanno stare in acidosi continua. Noi di giorno siamo in acidosi e di notte cerchiamo di andare in ambiente basico per depurarsi dalla giornata che abbiamo passato in acidosi. Il nostro organismo funziona meglio in ambiente basico. Allora, per questo in continua acidosi deve effettuare uno sforzo per ritornare in basicità. È quello che ho appena detto: il giorno ci ammaliamo, di notte tentiamo di guarire. Se non ci riusciamo arrivano i vari sintomi e le malattie. E qua l'acidificazione è dovuta a ipoossigenazione. C'è una combustione degli acidi diminuita, eliminazione polmonare diminuita, stress, surmenage, mancanza di sonno, attività fisica intensa, patologie croniche. Infatti io dico tante volte, quando vedo una persona che fa tanto sport, che dice io vado 5-6 giorni in palestra, corro, vado a nuoto, e dico guarda che è troppo, perché ti stressi troppo, vai troppo in acidosi, sfrutti troppo l'adrenalina. Quindi è giusto fare 2-3 volte alla settimana, ma non 5-6. Minore eliminazione renale, minore eliminazione cutanea, minore metabolismo per carenza di vitamine e oligoelementi, cattiva eliminazione, insufficienza epatica e pancreatica, eccesso di alimenti acidi o acidificanti e deposito di acidi nei tessuti, e abbiamo più riassorbimento di minerali. Allora, esaurimento delle riserve alcalinizzanti naturali, osteoporosi, incrostamento dei tessuti, malfunzionamento delle cellule, dolori muscolari, tendinei, litiasi e cancerinismo. Come si misurano il pH, diciamo, no? Si fa il pH delle urine della seconda urina della mattina, non della prima, perché la prima è acida, perché come abbiamo detto durante la notte noi cerchiamo di eliminare tutto e di conseguenza la prima urina sarà acida a prescindere.
la seconda urina si può verificare se e dopo in teoria prima di pranzo, prima di cena, vabbè, ma uno diventa matto, però insomma magari ogni tanto si può fare una verifica. Bisogna sopprimere gli alimenti acidi, privilegiare quelli alcalinizzanti e alleggerire la cena. Usare polveri basificanti tipo Basenpulver, alchimo, e l'igiene di vita, attività sportive in natura, non tanto in palestra, perché per carità si può fare anche in palestra, ma la palestra alla fine tu respiri l'aria degli altri, quindi l'anidride carbonica, eccetera. Con regolarità per ossigenare i tessuti, perché aumenta l'eliminazione polmonare degli acidi volatili e stimolo degli emuntori. E la sauna, perché la sauna ti porta, il bagno turco, la sauna, ti elimina attraverso il sudore le tossine. Tant'è vero, perché noi d'inverno ci ammaliamo, no? Influenze, Covid, tanto per non fare nomi, perché d'inverno sudiamo meno. D'estate, bene o male, insomma, col caldo ti muovi di più, sudi e di conseguenza elimini già a livello della cute le tossine. E quindi non hai bisogno di ammalarti in altro modo, anche perché c'è un collegamento tra cute, polmone e intestino, che sono insieme nella stessa loggia energetica, questo si sa dall'agopuntura. Quando c'è un malfunzionamento intestinale, allora si possono avere ripercussioni non solo all'intestino ma anche alla pelle, quindi problematiche cutanee o anche problematiche respiratorie tipo asma, rinite allergica, tonsilliti e così via, riniti. Allora, queste correzioni sono spesso necessarie ma non bastano, perché abbiamo lo stress, la sedentarietà, l'inquinamento, il tabacco e quindi dobbiamo eventualmente integrare con vitamine del gruppo B, D, K, A, C, E, selenio e oligoelementi e antiossidanti. Stanchezza e stress, qua. Allora, questi sono, si vedono meglio qua, vedete, esempi adattativi negativi: minore attività delle cellule natural killer, minori linfociti, per il bisogno di potere di controllo, il lutto, minore proliferazione dei linfociti, atteggiamento pessimista, minore reattività, praticamente le difese calano, in poche parole, stress scolastico, depressione, stati cronici, solitudine, eccetera. Mentre quelli adattativi positivi sono, allora, attività fisica, esercizio aerobio, l'esercizio aerobio dopo lo vediamo alla fine, relazioni soddisfacenti personale e rapporto sociale, come a Giorgio, che lui ha sempre qualcuno da intervistare, no Giorgio? E poi condivisione e racconto di esperienze traumatiche, umore e risate, infatti dicono che il riso fa buon sangue, no? Ipnosi e tecniche di rilassamento e interventi di gruppo e attività di supporto. Allora, la stanchezza si presenta per esempio al cambio di stagione, dopo sforzi mentali e fisici, può essere dovuta a pressione bassa, ipoglicemia, depressione, ansia, stress e malattia. Avremo stanchezza, difficoltà di concentrazione, ansia, depressione. Lo stress può essere normale, ma se si esagera provoca uno stato ansioso con difficoltà digestive, palpitazione, dolore, muscoli indolenziti, cefalea, allergie, intolleranze, coliti e gastriti. Cioè ti fa malare un po' di tutto. Lo stress qui, vediamo qua, si vede meglio, ambientali, inquinamento, additivi, conservanti, farmaci, agenti infettivi, virus, batteri, sociale, psichici, sociale, fisici, traumi, ormonali, malattie, alla fine vengono fuori il funzionamento del sistema immunitario, già dipendente da età, sesso, fattori genetici, quindi intolleranti alimentari e chimiche e sintomi di malattia. Lo stress, abbiamo una fase di allarme, resistenza e esaurimento.
questa cosa è interessante perché ti fa vedere due tipi, il ciclo giornaliero e il ciclo settimanale. Allora, il ciclo giornaliero, uno si alza alle 7 di mattina per andare al lavoro, alle 13 è il massimo di energia a livello di adrenalina, no? Che viene stimolata, verso le 17-18, cioè quando finisce la giornata, l'adrenalina va giù e va da simpatico tonico in parasimpatico tonia, quindi va in rilassamento. E uno arriva a casa, si siede sul divano a guardare la televisione e si addormenta. Perché? Perché ha sfruttato l'adrenalina tutta la giornata e l'adrenalina quando non ce n'è più, non ce n'è più. E quindi deve ricaricarsi. Poi c'è anche il ciclo settimanale che ti spiega altre cose. Vedete, lunedì uno inizia la settimana, mercoledì metà settimana, il venerdì alla fine che uno sa di finire, quelli naturalmente che lavorano dal lunedì al venerdì, poi c'è chi purtroppo lavora anche sabato e domenica, però diciamo la media delle persone, il venerdì vanno giù. E anche gli studenti, no? I bambini. Vi siete mai chiesti come mai i bambini si ammalano sempre venerdì, sabato e domenica? No? Perché hanno sfruttato l'adrenalina tutta la settimana e di conseguenza quando sanno, capiscono di essere nel momento in cui si possono ricaricare, viene il sintomo del calore, che è il sintomo del parasimpatico. E il calore a volte porta alla febbre. E dato che l'adrenalina non ti difende più, perché l'adrenalina è antinfiammatoria, ti dà energia, antiallergica, cioè ti difende dalle infiammazioni, eccetera, nel momento in cui cala, paf, e il bambino si ammala. Possibile che sempre sabato e domenica. Oppure l'adulto, ci sono tanti adulti che fatalità, il sabato e domenica hanno delle cefalee, le cosiddette cefalee da fine settimana. Non so se avete mai sentito qualcuno. Ecco, e queste cefalee, loro stanno male il sabato e la domenica, fatalità lunedì mattina, passato tutto e ricominciano a lavorare. Perché? Perché si sono ricaricati e di conseguenza questo è interessante, è bello anche da sapere perché... qui c'è tutto un elenco di percentuali, diciamo, no? Allora, morte del coniuge, 100 punti di stress. C'è chi dice, speriamo, vabbè, insomma. Morte della suocera, no, vabbè, quello. Poi, divorzio, 73, separazione, 65 e così via, prigione, cambiamenti di mansione, anche i cambiamenti di mansione del lavoro, cambiamento del numero di litigi col partner, cioè se prima litigavi tanto, litighi meno, cavolo mi stresso perché li ricomindo oppure litigo di più. Ipoteca e così via, cambiamento di residenza, cambiamento di scuola dei figli, eccetera, eccetera. Vedete che ognuno ha una sua percentuale. Quindi quando arriviamo a oltre 150 punti rischiamo di ammalarci. Allora, cosa bisogna fare? Io dico sempre, sì, è giusto lavorare, è giusto fare sport, è giusto tutto, però l'ideale sarebbe ricavare uno spazio rilassante dedicato solo a noi stessi per ricaricare l'adrenalina. Questo può essere fatto giornalmente, uno va a casa, non so, si ascolta un po' di musica, legge un libro, tanto per dire, oppure si guarda un film se gli piace, cioè dopo ognuno fa quello che vuole. E qua vedete quello che ho detto prima, gli adulti, cefalei, i bambini all'asilo. Si può prendere anche, qua do dei consigli, insomma, il VC15 forte, una fiala al giorno al mattino. Questa io la davo anche a chi era in chemioterapia perché ti dà energia. Siccome la chemia di solito ti butta giù l'energia, con questa uno... Oppure l'omeotress, capsule. Questo bisogna aprire la capsula e versare il contenuto sotto la lingua 3-4 volte al giorno, nei periodi di forte stress. Anche questo VC15 si può prendere o nei cambi di stagione, o quando uno dice è un periodo che sono stanco, che non riesco, allora lo prendi per un po' di giorni. Dopodiché ti tieni di scorta e lo prendi magari una giornata che sai che devi affrontare un qualcosa di più importante, di più faticoso. Per esempio io il VC15 lo prendevo quando dovevo fare 7 ore di lezione
di tutta la giornata e mi dava energia così senza... Parliamo anche di disbiosi intestinale. Questo è l'argomento, non che siano meno importanti gli altri, però che è trattato un po' più a fondo, proprio perché è l'intestino la causa di tutto, cioè il 90% delle cause di tutte le nostre malattie. Ogni essere umano assomiglia a tutti gli altri, però assomiglia anche a qualche altro. Ogni essere umano non assomiglia a nessun altro. Perché? Perché noi abbiamo una soggettività intestinale. Ciascuno ha il suo intestino, il suo apparato gastroenterico, il sovrappeso e l'obesità, come anche la magrezza, nascono nell'intestino tenue. La salute nasce nell'intestino. Qua ci sono i vari, cosa fa, cioè dell'apparato digerente, vedete, bocca, esofago, stomaco, fegato, eccetera. Allora, noi abbiamo una superficie cutanea di 2 metri quadrati, respiratoria 60 metri quadrati e quella intestinale 350-400 metri quadrati. Abbiamo la parte alta ingestione e progressione, digestione e elaborazione, assorbimento e assimilazione, rielaborazione fermentativa e putrefattiva, escrezione e eliminazione. L'intestino ci dà, contiene il 70% delle cellule del nostro sistema immunitario e quindi abbiamo un'azione metabolica, endocrina, neurologica, immunologica, eccetera, di protezione. Qua ripete un po' quello che fa l'apparato digerente, lungo dai 5 ai 7 metri, intestino tenue, circa 300 metri quadrati di epitelio di mucosa. Perché? Perché ci sono i villi intestinali, vedete? Quindi qua si conta. E ogni villo ha una sua un'azione sia digestiva che un'azione per l'immunità. Siamo in continuo dialogo con il nostro intestino nell'asse intestino-cervello. C'è chi dice che, allora, l'intestino è il secondo cervello, c'è chi dice che è addirittura il primo. Voi, non so se vi siete mai chiesti come mai una persona che è rimasta paralizzata a livello delle cervicali continua ad andare di corpo, magari in sedia a rotelle perché non può muoversi, eccetera, però continua ad andare di corpo, continua ad avere tutte le sue escrezioni. Perché? Perché c'è il sistema nervoso enterico, cioè dell'intestino, che agisce in modo senza bisogno del cervello. Ok? Qua vabbè il colon ti dà, oltre all'eliminazione, no, delle feci, ma ti dà anche un'attività, vedete, di digestione enzimatica di carboidrati, proteine, fermentazione e putrefazione, sintesi degli omega 3 e omega 6, di alcune vitamine, aminoacidi, metabolismo, formazione di gas, interazione col GALT, MALT, eccetera. Cioè con il tessuto linfatico collegato all'intestino, allo stomaco, eccetera. E abbiamo protezione contro germi patogeni, sintesi di vitamine, detossificazione, ottimizzazione del transito, stimolazione dell'immunità, produzione di acidi grassi. Allora, il nostro corpo è un insieme di microbi che sono 10 volte superiori alle nostre cellule. Quindi pensate voi quanti batteri abbiamo noi, batteri, virus, funghi. E praticamente una massa che può arrivare di batteri a 1,5 kg di peso complessivo. La maggior parte di questi batteri si trova nel colon, ma in ogni tratto del tubo digerente ci sono. Allora, per nostra fortuna il 95% dei batteri sono saprofiti, cioè buoni, e servono per la nostra sopravvivenza, producono vitamine, sali minerali, oligoelementi e difese immunitarie.
mantenendo il 5% dei patogeni, dei virus e dei funghi in stato di inattivazione patologica. Per fortuna, perché sennò saremmo morti appena nati noi. Allora, il microbiota umano sono questi appunto i microrganismi che si trovano nel tubo digerente ma anche in altri organi. Il microbioma invece è il patrimonio genetico di tutti i microrganismi e da studi fatti si è visto che è stimato essere 100 volte il numero di geni del genoma umano. Allora c'è da chiedersi, ma siamo noi a far vivere i batteri o i batteri a far vivere noi? Secondo me sono i batteri che fanno vivere noi. Allora il terreno politico, e qua ripetiamo le stesse cose, no? Una dieta ricca di zuccheri, di proteine, eccetera, crea una flora di putrefazione patogena, quindi avremo ripercussioni dello stato generale, forti disturbi del sistema immunitario e così via. Insomma, non basta più, quindi correggere anche l'alimentazione, però bisogna anche dare integratori. Qui c'è un elenco dei fattori di rischio per la sovracrescita batterica nel tenue, vedete, sia diverticoli, stenosi, eccetera, fistole, gastroparesi, celiachia e così via, cirrosi, insufficienza renale, diabete, eccetera. Cioè queste malattie fanno in modo che ci siano più batteri nel tenue che dopo ci danno fastidio a livello di varie patologie. Abbiamo la fermentazione e putrefazione, avevo detto prima, fermentazione a destra, putrefazione a sinistra. Vedete la putrefazione che dà scatolo, indolo, putrescina cadaverina, istamina, eccetera, no? Mentre la fermentazione viene anche riutilizzata dal nostro metabolismo. Però se abbiamo troppa putrefazione, il fegato, i reni non riescono ad eliminarla e quindi arrivano le varie malattie. Solitamente appunto la flora di fermentazione si oppone a quella di putrefazione. Se ci sono troppi, diciamo, batteri putrefattivi, questi qua risalgono nell'intestino tenue e se il fegato non riesce a smaltirli arrivano le affezioni gravi. I pasti ricchi di carne, latte, formaggi, carboidrati raffinati aumentano la quantità di proteine e zuccheri nell'intestino. La mancanza di fibre dà una riduzione della flora di fermentazione, un indebolimento della barriera agli acidi. Se sommiamo assunzione di antibiotici avremo candidosi croniche, perché anche gli antibiotici agiscono proprio a livello intestinale. Va bene, qua un po' ripete che la superficie dell'intestino tenue è di 43 metri quadrati, lo strato cellulare della mucosa è solo 25-30 micron. Al di sotto ci sono i capillari sanguigni e linfatici. Quindi quando uno digerisce, se la mucosa intestinale è, diciamo, integra, assume solo gli alimenti digeriti. Se invece, come vedremo dopo nella leaky gut syndrome, dove ci sono le cellule della mucosa sono aperte tra di loro, non sono collegate tra loro, passano anche gli alimenti indigeriti e quindi si formano malattie autoimmunitarie. Eccola qua, la leaky gut, vedete. Avremo deficit nutrizionali con magnesio che darà, con diminuzione di magnesio, quindi maggiori spasmi muscolari, diminuzione di rame, colesterolo, minore detossificazione con maggiore sensibilità alle sostanze chimiche, minore immunoglobulina A, quindi poca immunità verso i virus, batteri, protozoi e candida, maggiori infezioni da penetrazione tramite mucosa più permeabile,
formazioni di anticorpi simili al self, quindi le malattie da autoanticorpi, artrite reumatoide, lupus eritematosus, sclerosi multipla, tiroiditi, iperattivazione immunologico umorale, quindi allergie, ipoattivazione, sostanze eterologhe, sensibilizzazione linfocitaria dell'organismo verso le strutture interne simili ai non self nel torrente ematico, le malattie autoimmuni, quelle che dicevamo prima. Qui lo stesso ti spiega un po' quello che abbiamo appena detto. Vedete qui le giunzioni sono giuste. Quali giunzioni tra le cellule della mucosa sono aperte, quindi penetra un po' di tutto. Qui ti fa vedere, insomma, di nuovo ti dice cervello, depressione, ansietà, ADHD, che vuol dire la sindrome da disattenzione dei bambini, si sono inventati anche questa. Poi la pelle, acne, rosacea, eczemi, psoriasi, la tiroidite di Hashimoto, ipotiroidismo, ipertiroidismo, colon, stitichezza, diarrea e intestino irritabile, fatica perché le surrenali lavorano di più e dopo si sfiancano, poi reumatismi, artriti, fibromialgia e mal di testa. I nemici della salute sono lo zucchero bianco che dà maggiori colibacilli, l'alcol che si trasforma in acido piruvico, la carne per maggiori putrefazioni, grassi saturi, maggiori acidi biliari e maggior lavoro del fegato, il glutine che è una sostanza appiccicosa e pastosa. Vi ricordate le nostre mamme che facevano la colla con la farina? Ecco, pensate voi quando noi mangiamo una pasta, una farina o qualcosa, rimane tutto aderente a livello delle nostre mucose. Con maggiori putrefazioni, migliore assorbimento di vitamina B, burro e latticini che danno maggiore porosità intestinali, quindi vuol dire che passano anche gli alimenti non digeriti. Gli alimenti per la salute sono le fibre vegetali cellulosiche che provocano un effetto di massa e migliorano il transito intestinale, crostacei e pesci cotti e crudi che danno minori putrefazioni, grassi insaturi, tant'è vero che quando noi andiamo a mangiare una cena di pesce usciamo dal ristorante che siamo ancora leggeri, non so se vi è capitato, però avrei ancora fame. Vai a una cena di carne e ti senti strapieno quando esci. Grassi insaturi, oli di prima spremitura a freddo che danno maggiore impermeabilità della mucosa intestinale, il riso, il grano saraceno, il miglio, il mais, l'amaranto e la quinoa integrali che non contengono glutine e la soia. Ecco, questa è una cosa interessante che pochi sanno. La digestione colica, vedete, meccanismo di concentrazione delle feci ha una stupenda precisione. L'86% dell'acqua è riassorbito perché le feci abbiano una normale consistenza. Se viene assorbito l'88%, quindi solo il 2% in più di acqua, le feci diventano dure. Invece con l'82%, cioè meno assorbimento di acqua, le feci sono fluide. Quindi il ruolo delle fibre alimentari, cellulosa, peptina, della frutta, delle verdure è di trattenere l'acqua. Si gonfiano d'acqua come una spugna facilitando la migrazione delle feci. I probiotici sono quelli che ormai ti danno anche i medici di base, voglio dire, no? I cosiddetti fermenti lattici. Questi vanno bene perché, diciamo, fanno in modo che ci sia una rivitalizzazione della flora batterica intestinale saprofita. Ma ci sono anche i prebiotici, che sono appunto quello che abbiamo detto, i cereali integrali, le fibre non digeribili, gli enzimi, la frutta, eccetera, che danno minori putrefazioni, maggiore eliminazione di ammoniaco e amine tossiche, maggiore effetto di barriera.
Poi miglioramento del transito per peristalsi, maggiore immunità, maggiori sintesi vitaminiche, e quindi abbiamo il concetto di simbiosi. Qui abbiamo tutti i vari batteri qua va bene, nelle varie zone ci sono batteri differenti, e anche, vediamo qua, nei vari momenti della vita, vedete che qui c'è un equilibrio nel bambino, eccetera, eccetera. Alla fine, nell'adulto abbiamo più batterioidi, firmicutes, eccetera. Cioè c'è un cambiamento anche dei batteri durante la nostra crescita. Allora, si crede che la cavità amniotica sia priva di microrganismi, invece ci sono i microrganismi anche lì. Tant'è vero che anche quando il bambino nasce in parto naturale si prende tutti i batteri del canale del parto della mamma e quindi nasce già quasi difeso in un certo senso. Quelli invece che nascono col parto cesareo sono più a rischio di ammalarsi, eccetera. E dopo anche l'adattamento al seno, quindi c'è anche il contatto, eccetera, non solo il latte della mamma, ma anche il contatto con la bocca sul seno, insomma anche lì ci sono batteri che penetrano, insomma, nelle mucose, nell'intestino del bambino, e il bambino sta meglio, tant'è vero i bambini allattati, i bambini nati da parto naturale, il più delle volte, diciamo non sempre, ma il più delle volte stanno meglio del bambino che è nato dal cesareo e che invece è cresciuto con latte artificiale. L'eubiosi intestinale, quando appunto la flora, c'è questa flora simbiotica, questa flora che supera quella patogena. Questo Eli Makchinov ha praticamente coniato il termine di disbiosi, cioè quando i batteri buoni non riescono a controllare quelli cattivi. La disbiosi appunto è la diminuzione della flora simbiotica, prevalenza dei patogeni e persistenza di fattori di disturbo nell'ambito dell'ecologia interna dell'apparato digestivo. Conseguenze della cattiva digestione, le abbiamo già viste, no? Malnutrizione, allergie, eccetera, disbiosi, problemi intestinali, sovraccarico epatico, allora percorso dell'intolleranza alimentare, alterazione della microflora intestinale, processi di immunoflogosi a carico della mucosa intestinale, screzio della parete mucosale, perdita della tolleranza verso gli alimenti, sensibilizzazione verso gli alimenti, corte sintomatologica da intolleranza o allergia alimentare, da esportazione antigenica in altre mucose respiratorie genitourinarie. Perché? Perché quando si ha un'azione alterata a livello della mucosa intestinale si alterano anche le mucose respiratorie genitourinarie. Di conseguenza, per esempio, uno può avere problemi, diciamo, respiratori, ma anche problemi genitourinari, tipo le donne con le cistiti, le vaginiti, tutte queste cose. Oppure anche le emorroidi, se vogliamo, perché le emorroidi fanno un po' parte anche dell'intestino, quindi le varie patologie autoimmuni, i tumori, i funghi e i parassiti. Allora, quando sono in eccesso questi possono dare vari sintomi, diarrea, gonfiore, prurito, muco, stanchezza, eccetera, eczemi, micositi, micosi diffuse, le candide, albicans labrata, tropicali, scruzei, parapsilosi. Ecco, questo è un articolo che trovate nel mio sito in cui praticamente spiega che la candida non è solo la vaginite delle donne, no? Che si pensa alla candida, no? La candida ti dà un po' tutte le malattie in un certo senso, sia a livello psichico che a livello gastroenterico, a livello cutaneo, agli occhi, vedete, adesso non stiamo a elencarle tutte perché
Nella donna, per esempio, la sindrome premenstruale, endometriosi, infertilità, frequenza all'aborto, eclampsia gravidica. Nel bambino allergie e anche la sindrome che dicevamo prima da disattenzione, alterazione del sistema immunitario, e avremo i sintomi di affaticamento, dolori muscolari e articolari, fibromialgia, mani, piedi e naso freddi, sudorazione notturna, insofferenza ad ogni temperatura. Non ultima la teoria del dottor Simoncini, che naturalmente è stato radiato dall'ordine dei medici, che lui fa derivare tutti i tumori dalla candida. Per questo lui ha introdotto una terapia col bicarbonato di sodio per flebo, che secondo lui, basificando il corpo, guarisce vari tipi di neoplasie. Però secondo me, io sposterei un attimo il discorso, che non è tanto la candida che ti fa ammalare, ma è l'acidosi, perché è l'acidosi che dopo fa venire la candida. Se tu non hai acidosi non ti viene la candida patogena, perché la candida c'è nel nostro organismo, ma diventa patogena quando sei troppo in acidosi. Quindi non è tanto la candida che ti fa male, ma tant'è vero che lui, adesso ammettendo che questa cosa funzioni o meno, il bicarbonato cosa fa? Tampona l'acidosi. Quindi non è che tampona la candida, tampona l'acidosi. Se uno è basico, sparisce anche la candida dall'organismo, e quindi è tutto un discorso. Se volete vedete il sito www.giovanniangile.it. Poi vabbè, anche i parassiti, ok, questi soprattutto dei bambini, perché i bambini sono abituati a gattonare, a toccare, mettere le mani in bocca, eccetera. E qua, va bene, possibili cause le abbiamo già dette: intolleranze, dieta scorretta, stress, eccetera, terapie antibiotiche. E l'intestino praticamente è il centro di malattia, l'abbiamo detto, no? Disturbi bronchiali, cutanei, iporeattività antinfettiva, disturbi gastroenterici e disturbi articolari ed altri. Della disbiosi, correzione, vabbè, qua. Ecco, una cosa invece che voglio spiegare, che è particolare, è la sindrome della valvola ileocecale. La valvola ileocecale è questa qui. Praticamente l'ileo, le feci, diciamo, gli alimenti digeriti, passano nel ceco e dal ceco fanno il giro dell'intestino grasso per dopo essere eliminati, no? Fanno il giro così. Allora questa valvola, vedete, è una valvola unidirezionale, cioè fa passare le feci e non le fa tornare indietro, perché sennò sarebbe tutto un su e giù. Questa valvola, se è troppo chiusa, ti crea feci stitiche, se è troppo aperta ti crea feci diarroiche, cioè nel senso che uno va spesso, eccetera. Ma questo sarebbe niente, è che ti crea un sacco di altre rogne. Adesso le vediamo, eccole qua. Allora c'è sintomi improvvisi ed erratici. Significa che uno un giorno ha male alla spalla, il giorno dopo dice: oh che bello, mi è passato il male alla spalla, mi è venuto male al ginocchio, mi è passato il male, mi è venuto il male alla schiena, male alla testa e così via. Poi vertigini, ok, dolori lombari improvvisi, che fanno sempre parte anche questi dei sintomi errati, subluxazione sacroiliaca, dolore alla spalla, vabbè, acufeni, quindi ronzii auricolari, nausea, dolori intorno al cuore, come se uno avesse l'infarto e corre subito dal cardiologo, nausea, svenimenti, pseudoipocoloridria, cefalee, pallori, sete improvvisa, occhiaie sotto gli occhi. Tutti questi bei sintomi ti fanno girare almeno 5-6 medici, perché vai dal medico di base, dall'ottorino, dal neurologo, dal cardiologo, dal gastroenterologo, dal fisiatra, reumatologo, ortopedico, nessuno capisce niente, o quasi, insomma, e la causa di tutte queste magagne è la valvola ileocecale. La valvola ileocecale, c'è un metodo sempre kinesiologico che si può testare con la kinesiologia e si vede qual è il movimento che dopo un paziente se lo può fare a casa per rimettere a posto questa valvola. Indirettamente mette a posto anche appunto tutti i vari sintomi, o perlomeno li fa diminuire.
i sintomi che abbiamo elencato prima. Poi questa invece è l'aumento della spesa energetica in risposta all'assunzione di un pasto. In un individuo medio che abbia un'alimentazione normale, la termogenesi dietoindotta rende conto circa del 10% del dispendio energetico totale giornaliero. Non tutta l'energia chimica contenuta negli alimenti è utilizzabile dall'organismo. Cosa significa? Che se uno mangia proteine, per digerire queste proteine ci vuole dal 15 al 35% dell'energia chimica introdotta con le proteine. Nei carboidrati il 5-10% e i lipidi 2-5%. Per quello la maggior parte delle diete dimagranti sono diete proteiche, proprio perché tu più proteine mangi e prima diminuisci il peso, diciamo, proprio perché fai fatica a digerire le proteine e quindi assimili meno energie, diciamo, per ingrassare. La cosa, diciamo, fregatura è che se mangi troppo, cioè le puoi mangiare, puoi fare delle diete, però non le puoi continuare in eterno, perché sennò ti puoi rovinare i reni, perché i reni devono smaltire queste proteine in eccesso, allora finché sono normali va bene, ma quando sono troppe anche lì non va bene. Adesso c'è la cosa della dieta chetogenetica, non so se l'avete sentita nominare, che praticamente sì, è giusto fare dei periodi, però non più di 5, 6, 7 giorni al mese, e dopo mangi normalmente cereali integrali, frutta, verdura, frutta secca, cioè queste sono legumi, eccetera, no? Al limite io al posto di carne e formaggi lascio il pesce e le uova, perché il pesce il pesce che da meno abbiamo detto putrefazione a livello del colon, e le uova che vengono digerite, nonostante tutti dicano che si fa fatica a digerirle, vengono digerite meglio rispetto alla carne. L'ipoglicemia è un altro paradosso della nostra. Qua vedete come viene fatto lo zucchero, no? Sia da canna che da barbabietola, ne combinano di tutti i colori, poi mettono la canna, depurazione con calce, carbonatazione, insomma, capite anche voi, qua c'è lo zucchero greggio, cioè quello, il marroncino, no? che viene magari dalla canna, mentre lo zucchero bianco raffinato, perché dopo lo colorano col blu ortemare per eliminare i riflessi giallognoli. Quindi noi pensate che porcherie mangiamo quando mettiamo un cucchiaino di zucchero nel caffè, per esempio. E qua ci sono, oltre a esserci il saccarosio, che è lo zucchero, quello classico, il miele, che hanno potenza di dolcificante 1, e poi ci sono questi qui che sono zuccheri, diciamo, chimici, che si trovano anche sulle varie bevande, Coca-Cola e compagnia, che hanno addirittura 200-600 volte, vedete 300, rispetto a come potere dolcificante. E quindi vengono spacciati per alimenti dimagranti, perché ne bastano poco per dolcificare. Ecco, l'unico che volendo si può usare è la stevia, che ha 15 volte il potere dolcificante, da non confondere però con lo steviol, che è chimico anche quello, e uno dice ho preso la stevia, invece è steviol, e quindi bisogna stare attenti, insomma, perché allora lo zucchero bianco assorbito nell'arco di poco tempo, lo zucchero bianco vuol dire anche la pasta raffinata, pasta, riso bianco, lordo perlato, eccetera, provoca un picco di iperglicemia. Conseguenza, il pancreas produce insulina in abbondanza con ipoglicemia negativa dalle 9 alle 11. Perché dalle 9 alle 11? Perché è l'orario del pancreas. Dall'agopuntura si sa che ogni 2 ore cambiano gli orari degli organi. Di conseguenza, cioè quello del pancreas è proprio dalle 9 alle 11. Tant'è vero che a metà mattina di solito c'è uno mangia cappuccino brioche alle 7 di mattina, dopo va a lavorare, verso le 10 c'è un calo di energia. E quindi dice pausa caffè, no? Come fanno? e quindi deve andarsi a prendere un caffè, un altro cappuccino, insomma quello che capita a seconda di...
I più bravi si mangiano un frutto e questo fatto aumenta la voglia di consumare zuccheri. Altre cause: il caffè favorisce la liberazione di insulina, l'alcol inibisce la glicogenesi e avremo un'iperglicemia. Gli alcolisti mangiano poco e infatti chi beve tanto alcol non ha fame, perché l'alcol è già un nutriente di per sé. Poi hanno l'ipoglicemia secondaria. Il test di iperglicemia provocata per via orale, effettuato in 4-5 ore, mi darà ipoglicemia reattiva cronica, molto frequente nella popolazione. Allora, e qua veniamo a caffè, cioccolato, eccetera, no? Il caffè, oltre ai difetti legati ai grassi cotti, cancro al pancreas, è anche uno stimolante del sistema nervoso e delle ghiandole surrenali. Però cosa fa il caffè? Sopprime la sensazione di stanchezza, ma non la stanchezza. Quindi non limiti l'attività e aumenti la sensazione di sovraccarico. Il cioccolato, dello stesso ordine di tossicità, burro di cacao più grassi saturi, torrefazione a oltre i 300 gradi dei chicchi di cacao, presenza di cannabinoli che provocano euforia e dipendenza, ricco di saccarosio che favorisce ipoglicemia reattiva. Per quello che diciamo a livello di Natura Sì, quei posti, no, dove vendono prodotti naturali, ci sono i cioccolati al 70, 80, anche 90% dove hanno pochissimo, ma proprio poco zucchero, proprio per dare, perché sennò sarebbe amaro il cioccolato di per sé, ma è meno tossico, diciamo, del cioccolato che ha solo 30-40% di cioccolato e il resto zucchero, che è quello cioccolato al latte, per esempio, quei cioccolati. Allora, la mancanza di glucosio crea una sofferenza dei neuroni e delle cellule dei tessuti nobili, con questi segni clinici: depressione, ansia, angosce, insonnia, stanchezza, capogiri, sonnolenza, irritabilità, iperemotività, spasmi, convulsioni, cefalee, indigestione cronica, sindrome premestruale e ritmo dei disturbi, cioè che cambiano. Le conseguenze: iperconsumo di vitamina B e oligoelementi, quindi maggiori disturbi metabolici, cioè il corpo consuma in automatico più vitamina B e oligoelementi. Nella diagnosi ci sono questi segni: ansia immotivata, paura, necessità di mangiare spesso anche di notte, cambiamento ciclico della personalità, e poi sovrappeso, obesità e cambiamenti. Allora, cosa bisogna fare? Sopprimere il caffè, il cioccolato, alcol, zuccheri rapidi, privilegiare le fibre e gli zuccheri lenti che danno un rallentamento dell'assorbimento, utilizzare alimentazione proteica a colazione, mandorle, noci, nocciole, semi di zucca, eccetera, senza latte né aspartame. E qua ci sono tutti i sintomi dell'ipoglicemia. Allora, vedete quante cose fa: nervosismo, irritabilità, esaurimento nervoso, ipotensione, svenimento, vertigini, tremori, sudori freddi, depressione, stanchezza, fiato corto, sonnolenza, insonnia, cefalea, indigestioni, dimenticanza, ansietà senza causa, confusione, indecisione, scarsa concentrazione, tremore interno, palpitazione, tachicardia, dolori muscolari, intorpidimento, asocialità, iposessualità, allergie, pruriti, neurodermatiti, incoordinazione, crampi alle gambe, vista torbida, sussulti muscolari, convulsioni, barcollamento, impotenza, incubi, artrite reumatoide, fobie e timori. Allora, e uno dice: ma tutta sta roba, allora il concetto è che più mangi zuccheri raffinati in generale, più vai in ipoglicemia e più puoi avere uno o più di questi sintomi che abbiamo elencato. Allora, i prodotti alimentari che noi mangiamo hanno 1500 pesticidi, 3000 additivi, 250.000 sostanze tossiche industriali e 2500 farmaci o interferenti endocrini. In Italia il consumo medio della persona di questi additivi è di circa 5 kg all'anno. Poi l'acrilamide, i cibi cotti a temperatura troppo elevata,
e cancro negli animali. Il sale iodato e tiroiditi, perché uno quando dice che tipo di sale prende? Io prendo il sale iodato, e io dico iodato sbagliato, che fa rima, perché bisognerebbe prendere il sale marino integrale, perché mentre il sale, quello del supermercato, ha 2 oligoelementi, il cloro e il sodio, che ti fanno come minimo venire l'ipertensione se sei predisposto, il sale iodato ti rovina anche la tiroide, oppure te la altera in qualche modo, mentre il sale marino integrale ha una 90 di oligoelementi, che sono quelli dell'acqua del mare del nostro organismo, cioè quelli che sono utili. Cosa sono gli oligoelementi? Sono degli elementi traccia, magnesio, rame, nickel, cobalto, eccetera, manganese e così via, che non partecipano ai metabolismi del corpo, ma fanno in modo che questi metabolismi funzionino in modo più veloce. Sono come un architetto che dice al muratore: devi farmi questo muro in 2 giorni. Il muratore dice dentro di lui: che rottura di scatole, io il muro te lo farei anche in 5 giorni, così faccio con calma, non tranquillo. E così fa il nostro organismo quando mancano gli oligoelementi. Se non ci sono gli oligoelementi, il nostro organismo non è che non funzioni, perché sennò saremmo tutti morti, ma funziona in modo sbagliato, hai meno digestione più difficoltosa, la respirazione più difficoltosa, ti muovi, hai più dolori, ti muovi con meno velocità, insomma tutto così. Invece gli oligoelementi servono proprio per fare in modo che, vedete, è scritto sotto anche, usare il sale marino integrale che ha 92 oligoelementi, come l'acqua del mare del nostro organismo. Non usare il raffinato e quello iodato che ne ha 3. Allora, iperipoalimentazione sbagliata, ipoglicemia, attività pancreatica, iposurrenalismo, attività surrenalica, intolleranze alimentari, carenza di vitamine, sali minerali e oligoelementi, il tutto fa venire i sintomi e le varie malattie. L'ossigeno come nutrimento. Per avere un'attività sportiva aerobica non dobbiamo superare i 180 meno età meno 5. Cosa significa battiti al minuto? Vuol dire che se uno per esempio ha 40 anni dovrebbe fare 180 meno 40 fa 140, meno 5 135. Non può, cioè non è che non può superare, li può anche superare, ma non stare tanto sopra i 135. Deve cercare di stare al di sotto dei 135 quando fa l'attività fisica, perché allora fa un'attività aerobica. Se invece supera questi battiti, diciamo, va in acidosi lattica e avremo dolori e fame alla fine dell'attività sportiva. Tant'è vero che non so se voi avete fatto caso, insomma, chi fa sport, dopo l'attività sportiva uno di solito non ha fame, se la fa bene, perché viene nutrito dall'ossigeno. O anche quando uno è fuori, che è nell'orto, nel giardino, che fa qualche lavoro, va su e dice: però non ho neanche tutta sta gran fame, perché sei stato fuori all'aria, hai respirato bene, eccetera. Invece se stai fermo, se stai magari chiuso in casa, eccetera, hai più fame paradossalmente, proprio perché non vieni nutrito dall'ossigeno. Io quando avevo 11 anni ho avuto una frattura alla tibia e sono stato 3 mesi con la gamba tutta ingessata, a letto praticamente, sì, andavo in bagno saltellando con mia mamma che mi dava una mano, ma non mi muovevo e mi portavano da mangiare a letto, no? Oppure ogni tanto mi alzavo e dicevo: ma ho una fame da lupo eppure non faccio niente. Cioè, adesso da un po' mi sono spiegato il perché, proprio perché non avevo il nutrimento dell'ossigeno. Allora, l'obesità, no? Un individuo si definisce quando supera il 20% del cosiddetto peso forma. Ci sono varie tabelle per questo, per fare, no? Però io dico, la cosa più semplice sarebbe centimetri oltre il metro meno 5. Se uno è alto 1,70 dovrebbe pesare 65, per dire, no? Uno è alto 1,80 dovrebbe pesare 75 e così via. Questo per diminuire, insomma, questa obesità bisogna fare l'eliminazione degli alimenti intolleranti, la detta rotazione, la lentezza del masticare, 20 minuti a pasto. Allora, perché? Perché la sazietà arriva dopo 20 minuti. Noi invece mastichiamo in fretta
finiamo in 5 minuti e abbiamo ancora 15 minuti di fame, quindi apriamo il frigo, diciamo dammi il pezzetto di formaggio, dammi il dolce, dammi un altro piatto di quello che ho mangiato. E qua ho scritto anche benedire gli alimenti e ringraziare per il cibo che stiamo per mangiare, perché cambia la struttura e ce lo rende più assimilabile e facilita la concentrazione su quello che stiamo mangiando. Non so se qualcuno di voi ha mai visto quello che faceva Masaru Emoto con l'acqua, con i cristalli di acqua. Sì. Praticamente lui metteva questi cristalli d'acqua, vicino scriveva una parola, odio, amore, eccetera, e vedeva che in base alla parola il cristallo energeticamente cambiava aspetto. Con le parole belle, diciamo amore, non so, pace, tranquillità, eccetera, i cristalli erano belli. Se invece c'era guerra, odio, Hitler, addirittura Hitler era la più brutta o il più brutto cristallo, per dire. Mi dispiace adesso non averli e farveli vedere, però. Ecco, è stato chiesto al Dalai Lama qual è la cosa più sorprendente dell'umanità e lui ha risposto: gli uomini, perché perdono la salute per guadagnare soldi, spendono soldi per riavere la salute e per pensare con ansia al futuro si scordano del presente, quindi finiscono per non vivere nel presente e nel futuro e vivono come se non dovessero mai morire e muoiono come se non avessero mai vissuto. Grazie per l'attenzione. Grazie a te Giovanni. Stavo pensando che non ci tocca più mangiare più niente. Giovanni Angilè, oltre a essere esperto in alimentazione, è anche omeopata, agopuntore e terapia anche del dolore, quindi è un po' un tuttofare in campo medico, almeno in queste circostanze. Allora, io partirei con le vostre domande, perché credo che di canna e fuoco il dottor Angilè ve ne ha messe, insomma. Manuel, mi puoi dare una mano a girare col microfono e quindi sentiamo le vostre domande. Volevo sapere se oltre ai test kinesiologici esistono altri tipi di test per testare le intolleranze. Beh, sicuramente ci sono anche quelli del prelievo del sangue e metti i vari alimenti a contatto con le gocce di sangue, però io ho visto che chi fa questi alla fine ha un sacco di alimenti intolleranti che dopo alla fine no. E poi ci sono anche altri, le cosiddette macchine elettromedicali, no? Quelle che tipo il Vegatest, il Moraterapia, eccetera. Dopo ogni medico, io mi trovo meglio con la kinesiologia. No, ci sono altri che hanno il Moraterapia, il Vegatest, eccetera, l'EAV e così via. Quindi. Altre domande? Perché vorrei fare due test kinesiologici. Ma non ho le fiamme. Ma fai a livello fisico così? Ah, così, va bene. Ok. E così, chi vuole ovviamente ha due volontari, magari una femminuccia e un maschietto, si sottopone, soltanto è un minuto, 5 minuti. E quindi vediamo, dopo tante parole, anche qualcosa di concreto. Chi si alza? Chi ha due volontari? Dai, forza. Allora io non ho portato le fiale testa, ma si può fare anche solo col pensiero, quindi se no bisognerebbe o avere un supermercato con i vari alimenti, la pasta, il pane, il latte, eccetera, oppure fai forza, ok? Pensa a un piatto di pasta, esatto, pensa, non so,
latte e formaggi. Cedi. Questi sono sicuri che cedi. Poi pensa olio d'oliva, non cede. Pensa, che ne so, alla carne. La carne di solito non cede in proporzione perché ne mangiamo meno rispetto a pasta, pane, latte e formaggio. Le uova, ok. Il caffè. E il caffè si vede che ne bevi, non lo so. Ne bevi, vabbè. E così via, insomma, no? Si può. E così io dopo do un foglietto, scrivo, cioè segno gli alimenti cui uno è intollerante, spiego come mangiare e niente. E uno di solito si trova bene perché eliminando gli alimenti che danno fastidio, avete visto tutti i sintomi che possono dare, uno alla fine comincia a star bene. E dopo 2 mesi, di solito è una visita di controllo, dice sì, sto meglio, sono migliorato, eccetera. E dopo li ritesti e vedi quali alimenti possono essere migliorati. E quello è la comodità della kinesiologia, che ti dà prima e dopo, puoi farlo 100.000 volte questa cosa qua. Ma tanti dicono, ma io sono stanco, no? Perché se io ti dico una cosa qualsiasi, non so, frutta non cedi, fai frutta, non cedi neanche a morire. Latte, e latte cedi poco perché sei. No, la bevo proprio. No, ma per dire, sì. Però mangi magari il formaggio, mangi sì, cosa, sì. No? Non so, pasta, pane, cracker, vicini, brioche, biscotti. Puoi fare tutta la forza che vuoi, non so. Facciamo anche con lei. Allora, mettiamoci di qua questa grande forza. No, questo qua dentro. Forza. Benissimo. Piatto di pasta, latte, frutta, non c'è. Faccio non so, carne, ok. Uova, le uova invece. Vediamo un'altra cosa che può andare. Caffè, anche il caffè, vedi? Dolce. Però strano, ma probabilmente fa forza caffè. Non c'è, si vede che c'è qualcosa, non so, adesso dico io, Coca-Cola tanto per dire. Posso fare anche una domanda? Scusa. Però anche il tè comunque è una base, una Sì, infatti io di solito quando elimino il caffè elimino anche il tè e anche il cioccolato, perché sono appunto stimolanti che dopo danno fastidio. Quindi la connessione eventualmente anche con il tè sarebbe un po', diciamo... Anche lì dopo c'è chi dice ma io bevo il tè verde che ha meno teina, eccetera, sì, per carità, tutto si può fare. Però parto sempre dal presupposto che chi viene da me, dico sempre, è gente che sta male, insomma, cioè certo, viene sempre da cadaveri in su di solito, no? Mai in giù. E quindi devi metterlo in una certa cosa, perché se gli cominci a dire ma sì, ma puoi mangiare, cioè, allora non serve a niente. Invece devi seguire, dopo c'è chi segue, per carità sta meglio, chi non segue che vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però se uno segue, sta attento agli alimenti, vedi che comincia a digerire meglio, a dormire meglio, a non alzarsi la notte, a avere più energia, alzarsi la mattina in energia e non con stanchezza. Cioè ci sono tantissimi sintomi che uno dopo si porta avanti sempre, no? Quelli che avevamo detto prima, i sintomi accessori, che te li porti avanti ma senza rendersene conto, perché poi cambiano questi, no? Un giorno hai la vertigine, il giorno dopo sei stanco, il giorno dopo ancora hai l'acidità di stomaco, quindi non ci pensi, ce l'hai quel giorno, è passato e vai avanti così. Però intanto ti porti avanti fino a che il corpo non ne può più, arriva alla saturazione e ti dà la malattia vera e propria, vedi diabete, infarto, tumore, eccetera, eccetera, cioè malattie gravi, diciamo, no? Ipertensione e così via. Sai quante ipertensioni ho fatto guarire solo gente che prendeva farmaci anche da tanto tempo, e ho detto, senti, fai così, comincia a mangiare bene, no? Levando gli alimenti che abbiamo trovato, comincia fra un 20 giorni, un mese, non ti tieni d'occhio la pressione, cominci a prendere mezza pastiglia della pressione. Poi vedi come va, perché c'è sempre, sai, il pericolo Se vedi che la mezza pastiglia dopo qualche giorno, una decina di giorni va bene, prova a fare un quarto
vedi come va, poi fai un quarto, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, 2 no, un giorno sì, finché il corpo si riabitua a funzionare senza pastiglie. Io ho avuto mio cognato che quando aveva 20 e passa anni, cioè giovanissimo, è andato dal medico, perché poi quando vai dal medico ti misuri la pressione, più delle volte ce l'hai alta per l'ansia del fatto che te la misuri. E questo qua l'ha trovata alta e ha dato subito il farmaco. Ho detto, ma sei matto, fortuna che io non mi ricordo se avevo appena laureato o cosa, ho detto no, non sta a prendere niente. E infatti non ha preso niente e non ha avuto problemi, insomma. Però c'è gente che viene per la pressione che sono già 5, 10, 15 anni che prende la pastiglia, però continua a mangiare male, a mangiare quello che capita. Ma perché è più facile prendere la pastiglia e magari non continuare a mangiare male. Dovremmo avere più consapevolezza anche del nostro. Ma è per quello che anche queste serate qua possono servire per e anche dopo ringraziamo anche qua il nostro regista. Mi fa piacere essere anch'io positivo indirettamente, insomma. Sì, perché se la gente, diciamo, comincia a essere consapevole, Sì. è peggio per noi perché guadagniamo meno. Vabbè. Però è giusto perché uno non deve fare, almeno io la vedo così, non deve fare il medico per carità, per guadagnare, perché tutti fanno il lavoro per fare qualcosa, ma deve fare il medico per insegnare. Invece purtroppo la medicina di adesso, tu vai dal medico, senti addirittura quello fuori che tossisce, fa chi che sei fuori? Beppi che tosse, senti senza farlo entrare, dare questo al volo e gli dà, cioè ma dai, ormai la medicina è diventata così, cioè non è possibile, perché non puoi tu diciamo dare un farmaco tanto per dare e via, ma per sempre. Per quanto lo devo prendere? Per sempre. Come per sempre? Cioè, ci sarà una fine, no? Noi siamo nati che stavamo bene, dopo ci hanno cominciato a fare tutto quello che ci hanno fatto da appena nati in poi, che non diciamo la parola brutta che è meglio non nominarlo in sto periodo. Ecco, e quindi bisogna, secondo me, sì, cercare di istruire le persone, non dare il farmaco tanto per dare, perché anch'io potrei dire per far presto, no? Ah sì, sei così, vabbè, invece di darti il farmaco, non so, la tachipirina, quello che ti do qualcosa di omeopatico, 5 minuti, ciao, vai, fine, hai mal di testa, ti do questo, ti do quell'altro e via. No, devi invece cercare di far capire. A me succede delle volte che una persona mi arriva per un dolore, io gli parlo di alimentazione e perdo il paziente, no? Perché? Perché lui è arrivato per il dolore, quindi mentalmente arriva, gli faccio la terapia per carità, però comincio a dire, ma guarda che anche l'alimentazione ti può... quello lo vedi sempre più irrigidirsi. Vi racconto questa, che è successo che sono arrivate 2 mamme con i bambini piccoli, due mamme con i bambini piccoli, pochi mesi adesso. Una aveva 3-4 mesi, pieno di eczema, tutto il corpo, questo bambino. Allora ho detto, siccome era in allattamento materno, ho detto guarda che sei tu che devi cambiare gli alimenti, cioè, gli ho spiegato un po' quello che ho spiegato stasera. Man mano che parlavo vedevi sempre questa chiudersi, no? Dopo ho capito, 2 o 3 giorni dopo mi chiama l'altra signora e fa, dopo ho capito che erano cugine, non so, fa, guardi, si ricorda di me, siamo venuti con mia cugina qua e là. Lei ha chiesto se può fare a meno di allattare per continuare a mangiare quello che vuole. Pensa a te dove arriva la mente umana balorda. Sì, praticamente non gliene fregava niente del figlio perché lei voleva mangiare. Cioè, dai, sono altri 3 mesi di allattamento, perché metti che una faccia 6 mesi, no, la media, ma almeno t'ho spiegato, t'ho detto guarda che se mangi così questo sta sempre peggio, niente da fare, proprio non. Magari avrà girato i vari dermatologi, che cavolo gli avranno dato a sto bambino, non lo so, perché dopo non. Quindi voglio dire, non sempre anche voler fare del bene aiuta, perché facevi prima a dire dia a questo bambino sta roba, basta e arrangiati, e magari dopo 2 mesi venivano, ancora l'eczema, per forza, cioè, però non.
non è così secondo me che si fa il medico, insomma. Ad esempio adesso le ricette arrivano direttamente in farmacia. Ah, peggio ancora, sì. Mia suocera è felicissima perché non si muove più. Ecco. Me la portano fino a casa, Sì. perché c'è il farmacista No, ma è così. che ci passa davanti a casa e quindi li porta i medicinali a casa. Pure. E lei è felice perché dice non mi muovo più da casa. Vedi, ormai siamo farmacodipendenti noi. Purtroppo è così. Purtroppo la vita, siamo immersi in una schifezza di roba tra inquinamento, onde elettromagnetiche, anche qua stesso, insomma, computer, voglio dire, telefonino sempre in tasca, sempre. E di conseguenza tutto un insieme di cose che ci crea questa acidosi, e l'acidosi ci porta a tutte le malattie del mondo, senza contare poi lo stress della vita, perché uno si stressa anche solo ad alzarsi la mattina, voglio dire, no? Se fa la barba si taglia, è stress, trova la coda per andare al lavoro, è stress, è tutto così. E di conseguenza la nostra vita è fatta di stress, diciamo. Dopo, come dicevo prima, bisognerebbe ricavare nell'arco della giornata o della settimana, insomma, dei momenti per noi, perché sennò non ce la fai, non riesci. Ci sono tanti che senti che dicono io non ce la faccio più qua e là e partono e muoiono. Perché? Perché mentalmente già si stanno dicendo che non riescono più a vivere, diciamo, come vorrebbero. Altre domande oppure siete tutti addormentati? Allora, le multinazionali, caro dottore, le multinazionali vogliono un popolo di malati e non vogliono un popolo di sani. Perché se è un popolo di sani, come fanno a guadagnare? Domanda. Ecco, questa è una piccola riflessione. Sì. Giovanni, se non ci sono nessuna domanda, io volevo chiederti, ovviamente questo dopo rientra nel soggettivo, perché dopo ognuno, come hai detto te prima, hai citato la cosa, ognuno di noi è fatto in una maniera diversa, siamo simili ma fatti in una maniera diversa. Però potresti dare così una dieta, come ho detto, in maniera generale, uno si alza la mattina, fa questo tipo di dieta, mezzogiorno, eccetera. Ripeto, dopo la cosa diventa soggettiva. Tanto per avere un'idea, allora, al mattino io do i vari latti vegetali, no? Quindi soia, riso, mandorle, avena, latte di riso, questi qua. Farro, eccetera. Oppure l'orzo mondo, però l'orzo integrale fatto con la moka al posto del caffè, con muesli o cornflakes. Allora, i muesli però quelli che hanno un solo cereale, non l'original muesli, il muesli alla frutta, dove c'è il frumento nella composizione, perché ormai, come ho detto, il frumento siamo saturi, è meglio evitarlo. Quindi ci sono i muesli all'amaranto, quinoa, eccetera, insomma ce ne sono 4-5. A questi si può aggiungere l'uvetta che fa da dolcificante e l'antifame, e le nocciole, le noci e le mandorle che fanno da proteine. Quindi uno mangia una dieta non solo glicemica ma anche proteica. E dopo mezza mattina, mezzo pomeriggio, se uno vuole un frutto, insomma, per mezzogiorno e sera. Il trucco è questo, di mangiare prima di pranzo e prima di cena un po' di verdura cruda, poca, e dopo mangiare a mezzogiorno i cereali integrali conditi con la verdura cotta, tipo riso e zucca, zucchini, quello che è. Dico il riso per dire tutti gli altri, no? Riso, miglio, orzo, eccetera. E questi qui hanno tempi di cottura medio-lunghi, perché per esempio riso, farro, avena, segale, orzo ci vogliono una cinquantina di minuti di cottura lenta. Si mettono, non so se sapete, non si cucina con l'acqua calda e si butta, si fa a freddo una parte di cereale, 2 di acqua, 2,5 di acqua, fuoco al massimo senza coperchio. Dopodiché quando vedi che l'acqua comincia a fare le bollicine, metti il fuoco, metti dentro il sale marino integrale, chiudi il coperchio, abbassi il fuoco al minimo e lasci 50 minuti per questi e 20 minuti
dal miglio al grano saraceno, eccetera, che hanno chicchi più piccolini, quindi ci vogliono 20 minuti. Uno non deve star lì a girare, a far niente, passati i minuti previsti, o 50 o 20, l'acqua è sparita, c'è solo il chicco che hanno messo, insomma, no, il cereale che hanno messo. A parte se fatto Il riso basmati? basta che sia integrale. Basta sia integrale. Tutto integrale, tutte le cose devono essere integrali, non semi-integrali o altre cose. A parte se fatto le verdure cotte, le mescola e se lo mangia. Uno può, visti i tempi di cottura lunghi, magari mangiare 2 giorni riso, 2 giorni miglio, cioè non deve stare là ogni giorno a cucinare. Ecco. La sera invece, cioè la sera come cena, mangiare le 2 verdure cruda cotta, che così mangi 4 porzioni di verdura più una di frutta, che può essere metà mattina o metà pomeriggio, mantieni il corpo in un ambiente basico. E mangi una sera uova, una sera pesce, una sera legumi, o anche più sere, insomma, per esempio se fai i fagioli puoi mangiare 2 sere fagioli, però dopo il resto li puoi mettere in freezer, mentre quelli del mezzogiorno, i cereali, li puoi mettere in frigo e te li mangi il giorno dopo, metti il riso, quello che è. E poi, allora eravamo arrivati ai legumi. I legumi con un pezzetto di alga kombu nella cottura ti evita il gonfiore da legumi quando li mangi. Dopo c'è il tempeh, il tofu. Cosa? Il tempeh, il tofu, No, prima. l'alga kombu. Kombu col K, mettendo un pezzettino nella cottura, quando metti carote, sedano, cipolle per fare, non so, i fagioli, quello che è, metti il pezzetto di alga kombu e ti evita il gonfiore da legumi quando li mangi. Poi eravamo arrivati tempeh, tofu, eccetera. Questi qui si trovano a Natura Sì, quei posti là, no? Però l'ideale sarebbe il seitan che fosse o di farro o di senatore Cappelli e non di frumento, perché il frumento, avete visto anche facendo i test così un po' al volo, siamo tutti intolleranti. Quindi loro li fanno anche, cioè una ditta si chiama Bioenergy, che è a Camisano, che lì costano metà rispetto al negozio, perché logicamente le fanno loro, però magari ve la trovate, oppure se andate a Natura Sì più vicino a casa vostra o un negozio simile, vedete se c'è questa ditta e vedete se hanno i seitan, non solo al frumento ma anche farro senatore Cappelli, perché così evitate di mangiare il frumento, insomma. Una volta facevano farro e kamut, adesso il kamut è diventato mezzo fuori legge per via che è brevettato negli Stati Uniti, quindi non è più, diciamo, in voga, mentre fino a qualche anno fa lo era. Ecco, questo. E le sere in cui non mangiate il pesce, alla fine della cena, a meno che non abbiate mangiato già durante il giorno, potete aggiungere o 5 mandorle, o 5 noci, o 5 nocciole dopo aver mangiato le 2 verdure, le uova, oppure i legumi, o il tempeh, il tofu, eccetera. Potete appunto aggiungere queste 5 mandorle, noci o nocciole che hanno gli omega 3 del pesce. Se mangiate pesce non serve, ok? Questo è il quadro generale. Dopo c'è chi, insomma, questa è la media, diciamo, dell'alimentazione generale. Grazie dottore. C'è qualcun altro che un'ultima domanda, così finiamo in bellezza? Che forse questa era la roba più importante, perché il resto erano tutte, sì, giusto per far capire, però dopo la fine la gente vuole. Sì, come ho detto prima, no? Se uno salta o la mattina o la sera, fai 16 ore di digiuno e intanto il corpo si riposa, l'apparato digerente si riposa, per modo di dire, perché lavora almeno per 5 giorni, però almeno non viene sovraccaricato ancora, capito? Quindi, poi se uno fa addirittura anche un giorno, magari un giorno alla settimana, ecco un'altra cosa che non ho detto, fa 52 giorni di digiuno all'anno. Uno decide, il lunedì non mangio, bevo magari tisane, bevo qualcosa e stai bene, cioè ti depuri e stai tranquillo, insomma. Ovviamente per nuotare un po'.
Sì, acqua, tisana, quello che vuoi, insomma. E Non bere vino. la vina può andare bene, La? vina al mattino. Sì, fiocchi d'avena, quelle cose, sì, come ho i musli d'avena, adesso non lo ricordo, sì. Basta che siano integrali, però. Ok. E Poi che che- dicono che prima di andare a letto di bere qualche tisana, qualcosa. Se uno vuole, sì. Sì, qualcosa che si può Tisana fare. depurativa, tisana rilassante, dopo uno un po' fa quello che vuole, insomma. Lei? Chiedo un'informazione all'autore. Per quanto riguarda l'acqua come quantità e anche come qualità, tutti i discorsi dei filtri, del colore dell'acqua, l'acqua di acquedotto, l'acqua di bottiglia, cioè c'è un mare di informazioni. Sì, allora lì c'è chi dice che di solito l'acqua dell'acquedotto è ben, insomma, è controllata, quindi tanti bevono tranquillamente l'acqua. Poi c'è chi si compra i filtri, chi si compra i macchinari che filtrano là, insomma, dopo ognuno fa un po' quello che vuole. C'è chi compra l'acqua delle bottiglie, tipo acqua lauretana, queste acque qua. Io personalmente bevo l'acqua lauretana, insomma. Ma come quantità e nell'arco della giornata? Cioè, Allora dipende da quello che mangi, perché la media dicono 2 litri, 2 litri e mezzo, no? Però se tu mangi bene, cioè mangi frutta, verdura, mangi anche cereali, eccetera, non hai bisogno di bere tanto, hai bisogno di bere tanto quando mangi porcherie. E allora devi bere per diluire quello che hai mangiato di sbagliato. Però la media è sempre da 1,5 litri a 2 litri, 2 litri, cioè dipende. Che dopo uno le beve tranquillamente, insomma, perché quando la mattina ha già bevuto, si è bevuto la tazza di latte, perché non è solo l'acqua che bevi, la tazza di latte vegetale, per dire, già hai bevuto quasi mezzo litro di roba. Cioè, dopo durante il giorno la bottiglietta d'acqua ce l'hai sempre, perché magari sei comodo, no? Hai un po' di sete, un po' di cose. Quindi... Grazie. Io direi, se ci sono altre domande, di chiudere, fare un bel applauso al dottor Giovanni. Grazie a tutti e buonanotte, alla prossima.